Penultime schermaglie elettorali, ma tra alleati. Da Verona Giancarlo Galan si dice preoccupato per gli atteggiamenti poco chiari della Lega, in particolare del suo segretario e sindaco Flavio Tosi, il cui partito, dice Galan, rischia di perdere molti voti proprio a causa di Tosi, che respinge le accuse. Perché se stasera si desse l'annuncio, come si mormora percorrendo le vie di questa spettacolare città, si dovesse dare il via a un nuovo partito, sarebbe il primo caso nella storia dei partiti politici nell'intero Occidente di abbandono del ponte di comando 3 giorni prima del risultato elettorale, che può anche essere uno scoglio, qualcosa di clamoroso, sconvolgente, per dare origine a qualcosa a cui io non credo, e cioè un nuovo partito su base regionale. Galan ovviamente fa campagna elettorale, la fa per il PDL e quindi cerca di seminare zizzania, fa l'impissafoghetti, come si dice in Veneto, in casa d'altri. Quando la Lega dice che la spesa pubblica è eccessiva, che c'è troppo debito pubblico, che bisogna limitare gli sprechi, fai vedere i numeri e le cose che bisogna fare, praticamente tutti i cittadini di buon senso dicono è giusto, bisognerebbe fare così. Però non tutti sono disponibili a votare Lega. Quindi bisogna fare un progetto che sulla Lega e dalla Lega allarghi la possibilità di consenso per provare a riuscire a cambiare le cose. Dovesse scegliere un'altra strada, ci incontreremo, parleremo e ragioneremo assieme. Però io ho l'impressione che stia per succedere qualcosa di stupefacente. Ecco, a Verona ricordo a Galan, esponente di punta del PDL, che il PDL è all'opposizione. Se noi superassimo la Lega nel risultato finale, insomma, si apre una prospettiva interessante e significativa. Fra 2 anni ci sono le regionali, insomma, si riapre una partita. Sarà comunque un voto che tenga conto della scelta delle persone e delle persone che fanno parte della Lega a livello locale, perché poi sono quelle che la rappresentano.